Buonasera, buonasera, buonasera a tutti quanti, dal vostro amico Enzo Sorrentino. Iniziamo in una certa maniera questa bella trasmissione, che stasera ci sono una bella sorpresa, ma una sorpresa veramente eccezionale. Io devo guardare dall'altro lato, eccolo là, eccolo là, eccolo là, va bene. Dunque, buonasera veramente di cuore amici miei a tutti quanti. La prima trasmissione e la seconda sono andate veramente a rubo, come si vuol dire, una cosa eccezionale grazie a Quarta Rete, che mi hanno chiamato tantissime persone, tantissimi sms, una cosa proprio eccezionale, devo dire la verità. Ebbene, quindi se vi ricordate il sindaco di Roccaseppia mi è venuto a trovare. E allora sono emozionato, sono emozionato. Carissimo sindaco, vuol venire? Sono emozionato, non riesco a parlare, come fosse la prima volta in TV. Eccolo qua, carissimo sindaco, piano piano, non si muove. Come va sindaco? Tutto bene? Carissimo sindaco, allora, carissimo sindaco, state a sentire. Lei si vuole ricandidare, è giusto? Sì. Vuole avere i voti allora? I voti, sì. Sì, guarda là, guarda me. I voti. Allora, facciamo una piccola prova, va bene? Per prendere molti voti, così le persone che stanno a casa riusciranno a darvi i voti, quelle che vi servono. Va bene, sindaco? Lei Sì, è il sì. sindaco di? 16. 16? No, non capito. No. Siete il sindaco? Roccaseppia. No, Roccaseppia. Roccaseppia. Guardate a casa, quelli vi sono i voti, non ve li danno, caro No, sindaco. Roccaseppia. Siete? Eh. Ma ci avete a rendire? Beh, siete tolti a rendire? No. Ah, non ce l'avete a rendire? Dicevo io. Allora, facciamo una prova. Io parlo e voi ripetete, sindaco, così facciamo per avere i voti che a voi che vi servono. Va bene? Cari elettori, Cane elettore. cos'è? È caduto? L'elettore? No. Un elettore? Come no? No, Cari elettori ed elettrici, Elettrici. io sindaco di Roccaseppia, Io sindaco di Roccaseppia. guardate a casa, Roccaseppia. Roccasecchia, Roccaseppia, Roccaseppia. Io mi candido un'altra volta, Io canto l'ultima volta. e poi pure. Poi te ne va. E tu hai detto, ecco, No. l'ultima volta, mi candido un'altra volta, per la seconda volta. Voi dovete ripetere. Io voglio bene anche a Gerusalemme. A Giulio Salerno. A Giulio? A Giulio sta Io Salerno. guardo bene, Giulio Salerno. Va bene, comunque, caro sindaco. Ah, voi siete stati lì a trovare questo paese? Siete di passaggio? Siete Sì, andati? sì. Però, attenta ai cani. Attenta ai cani. Attenti i cani. A voi vi piacciono i Rottweiler? I votti una è. Sì. Che? Ci avete la febbre? Voi fate sempre così. Ma voi mi facciamo caro sindaco. A voi vi piacciono i Rottweiler? Altra maniera. Abbassate questo braccio, se no a casa non mi vedo. Oh, sindaco, dopo aver fatto la fotografia, dopo che avete fatto la fotografia, guardate là, dopo avete fatto la fotografia, Dopo la fatta la fotografia. a me, No, a voi, a me. a me, mi fa male il naso. No, dopo aver fatto la fotografia, state per sentire, sindaco, voi fate ridere le persone che stanno a casa, state per sentire, dopo avete fatto la fotografia, la portate nella toilette. Sì. La portate nella toilette, dovete dire, no? E voi dovete ripetere, sindaco. Che? Sina. E dite, no? La Nella portate. toilette. Dite un'altra volta. La buttate Nella toilette. dove letto. Va bene. Così, quando avete bisogno, Quando avete bisogno. guardate la mia foto. Guardatemi la foto. È facile, avete visto? Ci siamo riusciti, sindaco. Oh. Sindaco, voi avete portato anche la vostra fidanzata. La fidanzata. Arrivederci. Dopo chiamo anche la vostra fidanzata. Ci vediamo, arrivederci. Arrivederci. Bene, il sindaco se n'è andato, il sindaco di Roccaseppia è stato 2 o 3 minuti con noi, è simpaticissimo. Però dovete sapere che c'è anche la sua fidanzata, Brigida La Seccia. Figurate un po', visto che è brutto, figurate visto che muove, deve venire la donna, la sua fidanzata, speriamo che presto. Caro sindaco, fate presto a chiamare la vostra fidanzata. Bene, dunque, allora, Mario, vediamo anche il videoclips delle mie 3 figlie che stanno in quel libretto nuovo che abbiamo visto all'inizio per la promozione del mio libretto, l'iniezione del buon umore,
il buon umore di Enzo Sorrentino, l'humor. Allora Mario, a te la regia. Questo è il libretto di papà, ci sono anche io sopra. Ciao! Ci siamo tutte e tre nella fiaba, fantasia e realtà. Mi chiamo Elisabetta.